Parliamo di TEF Taranto Ecoforum. Noi siamo radio ufficiale di Taranto Ecoforum, che si terrà alla Camera di Commercio il 25 e il 26 di maggio. Si parlerà di sostenibilità ambientale, economica, sociale, di tanti temi legati alla strettissima attualità, al green, ma non soltanto, e stiamo facendo un'analisi, insomma, con i vari partner e coloro che parteciperanno a questi forum. Oggi parliamo con Lucia Minutello, responsabile delle relazioni pubbliche per CISA. Buongiorno e ben trovata. Buongiorno a tutti. Grazie mille. Quali sono le politiche che la vostra azienda sta adottando in materia di sostenibilità ambientale, dottoressa? CISA lavora da anni sui temi della sostenibilità, tant'è che ha tutta un'attività di ricerca e sviluppo proprio connessa a quelli che sono i temi della circolarità e della sostenibilità. In particolare in questi anni ha collaborato con vari centri di ricerca, soprattutto il CNR, oltre che con università e con altri centri di ricerca, per la realizzazione e l'organizzazione di progetti finalizzati proprio all'individuazione di soluzioni tecniche e tecnologiche innovative proprio sui temi della circolarità e della sostenibilità. In particolare in questi anni le direttrici si sono concentrate soprattutto su quelle che sono le attività di fitotecnologie, tant'è che proprio di questi ultimi tempi è la nascita di un vero e proprio spin-off in collaborazione con alcuni ricercatori del CNR di varie sedi in Italia, proprio sull'approfondimento di attività innovative per la sperimentazione di progetti di fitodepurazione, fitorisanamento, quindi l'utilizzazione della natura proprio per depurare la stessa natura e per abbattere quelli che sono gli inquinanti, gli eventuali inquinanti nei vari comparti ambientali. E state avendo risultati, insomma, che vi fanno ben sperare rispetto a questa strada intrapresa? Certo, a parte il fatto che i ricercatori che sono connessi con questo spin-off sono ricercatori che lavorano da anni in questo settore, sì. Quindi molto avviati rispetto anche proprio a tutte quelle che sono le soluzioni tecniche e tecnologiche più innovative. In particolare poi c'è tutto un filone su quelle che sono le individuazioni delle specie arboree, arbustive più idonee proprio per la gestione di eventuali aree per la realizzazione di zone green, area verde, quindi con l'utilizzazione di specie arboree arbustive proprio per la depurazione o di siti inquinati o comunque quindi del comparto terra, oppure proprio del comparto aria, quindi con l'abbattimento di quelli che sono gli inquinanti. Proprio sul territorio di Taranto, per esempio, il gruppo di lavoro sta realizzando delle indagini proprio per l'individuazione di quelle che sono le specie arboree arbustive più idonee proprio per l'attecchimento nelle aree specifiche di Taranto, per cui per esempio questo è un approfondimento che lo stesso spin-off sta conducendo da un po' di tempo e sono molto interessanti quelli che sono i risultati, perché ti permettono proprio di sperimentare delle attività innovative, però tagliate proprio sul territorio specifico, per cui si parla anche di innovazione tagliata addosso ad un territorio. Questo è anche molto importante rispetto alla possibilità di trovare delle soluzioni ad hoc specifiche per il territorio di riferimento. Oltre a questo comparto esiste però anche altro che CISA sta facendo, proprio perché la logica della circolarità e della sostenibilità viene vista da CISA a tutto tondo, quindi abbiamo per esempio delle attività legate proprio al trattamento dei reflui di depurazione con un vero e proprio brevetto che è stato ottenuto da CISA e il CNR proprio per un sistema di trattamento dei reflui di depurazione, della produzione di fanghi, che sono gli scatti di maggiore impatto sulla sostenibilità ambientale, proprio per il peso sia economico ma soprattutto ambientale che hanno rispetto al comparto, e con un abbattimento, stavo dicendo, dei fanghi addirittura dell'80%, quindi sistemi sperimentali e innovativi che ci danno dei risultati molto molto interessanti. Grazie dottoressa, purtroppo non abbiamo più tempo, però facciamo così, l'invito per ascoltare questa e tante altre buone pratiche, non soltanto di CISA ma anche di molte aziende del territorio, ma anche nazionali, che vengono a Taranto a raccontarlo, è quello di partecipare al TEF il 25 e il 26 maggio alla Camera di Commercio. Abbiamo ascoltato, ho avuto il piacere di avere con noi Lucia Minutello, responsabile delle relazioni con
il pubblico e con la stampa, insomma, di CISA. Grazie davvero per essere stata con noi. Grazie a voi, ci vediamo al termine.